Quando Ignazio Portiendu, presidente del premio di poesia Sala di Posada, mi ha proposto il conferimento della cittadinanza onoraria, non ho riflettuto un attimo nell'accettare, sia perché conosco il valore e l'impegno di Giovanni Piga, sia perché la proposta è una rappresentante del premio di poesia di Posada che rappresenta l'orgoglio e il vanto del nostro paese. Pertanto il riconoscimento della nostra comunità per Giovanni Piga è anche il riconoscimento del valore e l'impegno dei componenti del premio di poesia Sala di Posada per la lingua e la cultura della Sardegna, che instancabilmente dal 1982 per 35 anni stanno portando avanti. L'impegno per la lingua, la poesia, i racconti, i romanzi scritti in lingua sarda, l'impegno che richiede talento e passione, tempo e fatica per mantenere vivi i nostri valori identitari, oggi ricevono un riconoscimento importante e ufficiale. Il Consiglio Comunale di Posada riconosce a questo impegno l'importanza che si merita e decide di conferire la cittadinanza onoraria posadina al poeta e scrittore nuorese Giovanni Piga per quello che ha dato e sta continuando a dare alla Sardegna nel campo poetico e letterario e alla cultura sarda in generale. Siamo veramente orgogliosi di avere una personalità come Giovanni Piga, nostro cittadino comunale. Grazie. Un saluto para todos. Mi dispiace di vivere questo momento senza determinate musica, solo udire e pensare. Pensare accanto, dico questo 81, in questa mantesi di domo comunale, in questa mantesi aula consiliare ha podato l'idea, oggi può tornare bella, di dare vita a questo tipo di poesia. Inoltre è stato fatto da primo a voi questo capitolo e piegata dalla prima decisione, seguita dai altri, più dai nati, fino alla nascita del premio. Nascito in più componenti del comunitario, 7 di teoria, le scale per fatto del fora e tra questo famiglia medina. Mi viene da pensare a questo cammino che abbiamo fatto e a commente, questa via senza la mai sognata ha camminato in noi. Ha camminato qua nostra, lo 30 che vanno. Ha camminato qua, che il suo sogno di comunitario e in questo anni vai a cosa meta, ma questa via, questa cerimonia non vi vede. Non vi vede che il suo sogno di chi è condivisa, chi non militate e a passo di chi, sul valore del suo popolo su ritiro non veste, verso solo aiutare. E canno custodare, senza pretesa, redditi un itinerario importante delle conoscenze, ma mai curato sogni, commenta partito come Giovanni, e sono fatti che onora da un a tutti, a chi lo lezzeri, a chi lo tagli e a chi è in qualche modo di questo riconoscimento che intende di meglio. Grazie a me, da Giovanni, dai meni, e da tutto il comunitario che potrò rappresentare, grazie a pronotare dai diritto, fiducia, stima e amicizia. Penso di riportare spuro grazie all'allumene della cultura sarda, prosacale, il lume di su, alla precedenza onoraria di questa ida, il monte, chi riconoscete, t'apprezzia e testamento. Grazie a me a voi, amministratore di ida, sindaco, assessore del Consiglio, però è onorato sul rispettoso del ricevimento nostro, onorando la sfatica di un vecchio settore sardo, e sicuro indirettamente onorando la sfatica di questa famiglia di figli, unitario, saggioria, sospetta, dita e devora, e tutto si crede ne faticano per salvare e apportare per valore di identità nostra. Oggi, caro amministratore, della cittadinanza onoraria Giovanni Piga, escomente per evitare pure la cultura sarda, e si viene a Saesi, basata di gramare la vita delle poeta da oggi, grazie a voi. Invece di gramare vita delle poeta, si può gramare vita dei sospetti, e non sbaglio. Questa tasca è semplicemente la busta che ho voluto fare per portare il premio, ma che ha anche una simbologia importante per me. La tasca del pane è un'idea che ho realizzato. A casa mia il pane casasola lo tengo qua dentro con una simile, e il pane chiaramente è il benvenuto del paese. Questo è il pane fatto a Posada. Perché ho scelto il pane? Perché io sono stato accolto in questo paese
e quindi sento che il pane mi è stato donato, perché in questo paese ho avuto veramente grandi soddisfazioni, veramente grandi. Quindi la busta è una cosa che loro mi hanno detto fai tu, io ho fatto quello che ho potuto. Non c'è solo il pane, però il discorso è completo, ma stamattina avremo provato a trovare caso e riguardato, ma il discorso è questo. Allora io ho voluto rappresentare un simbolo del paese, il paese in generale, ma il simbolo che è chiaramente la cosa più importante. Ho fatto la busta troppo stretta. Aspetta Giovanni, prima se la facciamo lì. Cose per fare la cittadinanza qualche volta e normalmente si usa fare una chiave con la porta, invece per alcuni non ho fatto chiave perché le porte sono già aperte. La porta in questo borgo è sempre aperta perché ci sei già dentro, ok? Poi anche per l'amministrazione comunale, l'ho già detto, lo voglio ripetere, e anche un pensiero che ho: facciamo una porta vera, facciamo una sottoscrizione, mi impegno anche io a cercare soldi, facciamo una porta di legno lassù, perché quella è la parte, il fulcro più importante del paese. Si entra veramente nel centro storico. Togliamo la sbarra di ferro che francamente quando l'ho vista però serve, ma la modernità bisogna anche accettarla. Infatti questo lavoro è tradizione e modernità. Plexiglass, incisione su stampante laser, ma c'è la terra sarda, è la terra che ci hanno fatto le brocche per generare le tegole, non l'ho nemmeno smaltata, vedete, terra. Poi c'è quel gioiellino, l'argento, perché fa parte del mio bagaglio culturale. Giovanni, con i miei auguri e mangia tanto pane.